Situazione meteorologica sul comparto mediterraneo. In questa metà settimana sono previsti picchi di temperature elevatissimi accompagnati da condizioni di stabilità sulla nostra regione, dove si potranno addirittura superare i 38 gradi tra domani e giovedì. Nel pomeriggio di oggi negli entroterra aumenta la nuvolosità, in particolare sul comparto delle Alpi Liguri e sulle vette avetane, con fenomeni a sfondo temporalesco associati durante il pomeriggio. Possibili rovesci in serata sui versanti padani occidentali, mentre sui versanti marittimi i cieli rimarranno velati o poco nuvolosi. Venti a regime di brezza prevalentemente dai quadranti meridionali, durante il pomeriggio calma di vento e poi deboli brezze di monte in serata. Mare quasi calmo a ponente, poco mosso sulle coste del centro-levante e temperature massime in lieve diminuzione sui settori costieri, seppur con tassi di umidità in forte aumento e conseguenti condizioni di disagio fisiologico per il caldo. Per domani, mercoledì 12 agosto, la Limet prevede cieli sereni o poco nuvolosi in costa, instabilità pomeridiana sul comparto delle Alpi Liguri, in locale sconfinamento sull'imperiese interno entro il tardo pomeriggio. Attività cumuliforme sulle vette appenniniche, seppur con scarse probabilità di piogge. Venti deboli al più moderati dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale, possibili rinforzi sotto forma di fenomeni compressivi tra Genova e Savona in mattinata e in serata, deboli variabili altrove. Mare quasi calmo stirato sotto costa, poco mosso al largo, e temperature in generale aumento, specie nei valori massimi, con valori diffusamente superiori ai 35 gradi sui versanti marittimi, locali picchi superiori ai 38 gradi tra genovese e savonese, oltre che nelle valli spezzine.